Cari telespettatori, rieccoci insieme anche in questa serata per affrontare con i nostri ospiti, i nostri esperti, un tema molto delicato, molto importante, di cui è bene riflettere, parlare non tanto per parlare, ma per fare delle considerazioni, perché quando il fenomeno delle mafie, in questo caso parleremo questa settimana legate alla gestione dei rifiuti, le cosiddette anche ecomafie, quando appunto si è a conoscenza di certi fenomeni, come si muovono, come soprattutto anche sono penetrati nella nostra economia del, tra virgolette, ricco nord-est, comunque un nord-est che si è anche ripreso, del Veneto in particolare, si è già fatto un passo avanti. E purtroppo invece dei dati ci dicono che nel Veneto non c'è questa grande consapevolezza, perché le mafie si sono radicate in modo diverso, non convenzionale come avviene, come è avvenuto nelle loro case madri, così come vengono definite. E allora cerchiamo di capire qualche cosa in più dai nostri ospiti. Siete curiosi di sapere chi sono? Ebbene, ve li presento subito, almeno intanto nominalmente, poi vi mostrerò anche il loro curriculum vitae. Ben arrivato a Manlio D'Agostino Panebianco, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali e essi correlati. Intanto questo, ben arrivato. Grazie. E Salvatore Livorno, ben ritornato con noi, segretario Will, scrittore, in questo qua scrittore con una grande esperienza ed ex segretario CGL. Insomma, c'è parecchio da dire, prima però il nostro spazio come sempre all'Ospi CGL del Veneto per gli aggiornamenti.